Disponibili sul canale YouTube Confartigianato Imprese Vicenza i video dei maestri artigiani vicentini premiati negli scorsi giorni. Vediamone alcuni estratti. Maestro artigiano è una cosa che mi dà tanta soddisfazione perché riesco a insegnare alle altre persone un lavoro, un mestiere che può continuare perché è sempre tutta una cosa manuale e quindi non ci sono macchinari che possono sostituire la nostra manodopera. Ho deciso di diventare maestro artigiano per riuscire al meglio, quando ce ne sarà la possibilità, di tramandare questo lavoro anche alle nuove generazioni. La mia scelta di diventare maestro artigiano è perché l'edilizia mi ha sempre appassionato, anche per dare spunti, idee alle persone più giovani, come che ho sempre insegnato ai miei apprendisti, ai miei dipendenti e come adesso sto insegnando ai miei figli. I ragazzi si applicano molto, se tu hai la pazienza, se quando sbagliano non li sgridi più di tanto, ogni tanto sicuramente un po' bisogna farlo, ma portarli sempre più avanti. Il premio come maestro artigiano non è neanche essere maestro. Io ho delle esperienze, ho avuto delle... perché non trasmetterle anche agli altri? Io non sono geloso del mio lavoro, perché se sei capace il lavoro non ti manca. E ho detto perché no diventare maestro artigiano, anche io ho visto gli anni che ho maturato di esperienze. Avvicinato al corso per diventare maestro artigiano perché questo progetto comprendeva anche come muoversi in un passaggio generazionale. Diverse decine, almeno 20 o 30 apprendisti e da lì ho capito che mi piace anche insegnare questa arte che passa sia dalla manualità che anche da insegnare a fare impresa. Essere maestro artigiano ad oggi, dopo aver fatto il corso, mi ha fatto capire l'importanza di approfondire alcuni argomenti. È una soddisfazione essere diventati maestri artigiani. Ho dato tutto al mio lavoro, tutta la vita praticamente, perché sto ancora lavorando, perché appunto ho passione del lavoro.